Pienone al Maschio Angioino di Napoli per il concerto del cantautore Sciallo, il servizio di Claudio Della Rocca. Fai male non lo sai, tu sei fatta così. Cortile interno del Maschio Angioino strapieno al concerto del cantautore e interprete napoletano Sciallo per la rassegna estiva A Voce delle Creature organizzata dal Comune di Napoli. Sulla base del suo ultimo lavoro discografico, dal titolo Controvento, il concerto e soprattutto la grande partecipazione hanno evidenziato quanto il talento di Sciallo rientri tra quelli ancora poco conosciuti alla gran parte degli appassionati di musica napoletana, che meriterebbero, da parte dell'informazione specializzata nel settore, un'attenzione più puntuale, selettiva e meno legata a criteri meramente commerciali, cosa che molto spesso costringe gli ascoltatori a sentire ripetutamente solo quelli più popolari imposti dal mercato. In effetti ci dovrebbe divulgare la musica, oggi la fa in un modo non sbagliato, ma in un modo commerciale. La musica, ci sono solamente operazioni commerciali come i talent ed altre cose, però la gente è attenta lo stesso per arrivare qua, per venire qua, ascoltare un concerto, ho visto il Maschio Angioino pieno, questo è una grande soddisfazione per me. Si dovrebbero un po' svegliare le radio libere, come la parola dice libera, dovrebbe essere veramente così e non un fatto commerciale, così la musica arriva un po' a tutti quanti.